Per 3 giorni la città di Selvazzano d'Entro è diventata la capitale della ginnastica estetica. La terza edizione mondiale per paesi europei ha valutato le categorie juniores e seniores. Presenti all'evento il presidente della federazione, il sindaco di Selvazzano d'Entro Enoch Soranzo e l'assessore allo sport. Russia, Italia, Finlandia e Grecia sono solo alcune delle squadre che hanno preso parte alla competizione. Ottima la macchina dell'organizzazione che ha permesso alle atlete anche di conoscere il territorio circostante. Unica pecca la poca pubblicità dell'evento. Zwischenberg Channel News, Selvazzano d'Entro.